Il cinema sardo riporta in questi giorni un riconoscimento importante grazie all'Ultima Banera, il cortometraggio dell'autore nuorese Carlo Licheri, che torna a casa dal Festival Cortinametraggio con 2 premi in tasca. Il premio del pubblico My Movies e quello a Enrica Mura, protagonista femminile del corto, come miglior attrice. Una gratifica significativa per Carlo Licheri, specializzatosi in regia teatrale a Milano e in sceneggiatura cinematografica a Roma. L'Ultima Banera, realizzato con il contributo della Regione Sardegna e di Plans, con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission e la distribuzione di Olbia Film Network, è il suo terzo lavoro dietro la macchina da presa. Essere a cortinametraggio per il corto L'ultima banera e per tutte le persone che ci hanno lavorato, cast, troupe, distribuzione, coloro che hanno contribuito alla produzione, è una grandissima vittoria. E quando sono arrivati i 2 premi, premio del pubblico My Movies e premio miglior attrice Enrica Mura, è stata una grandissima gioia e un grandissimo orgoglio. Premio del pubblico è stato un grandissimo orgoglio perché significa che il prodotto, il film, è stato apprezzato, è stato valorizzato dalle persone che l'hanno vista in tutta Italia. Il premio per la miglior attrice ad Enrica Mura è stato anche un motivo di ulteriore orgoglio perché conoscendo il lavoro di Enrica, conoscendo anche il suo grande talento, la sua grande professionalità e anche il suo grande impegno nel rendere questo personaggio, è davvero un riconoscimento importantissimo per lei e anche per tutto il cast, naturalmente. Il Festival Cortinametraggio si è concluso lo scorso sabato dopo una settimana di proiezioni e incontri, ma sarà ancora possibile vedere online l'Ultima Banera sulla piattaforma My Movies fino a domani, mercoledì. E voglio dedicare questo grande risultato al cast, alla troupe e a tutte le persone che hanno contribuito, perché se siamo qui è merito loro.